Montecchio Precalcina. Giuseppe Pedemontana ha deciso di mettere a bando questi servizi che sono per persone fragili, psichiatrici gravi, disabili, anziani non autosufficienti, mettendoli a bando e utilizzando come riferimento per il costo del lavoro il contratto delle cooperative sociali e quindi inevitabilmente portando alla privatizzazione del servizio. Noi siamo assolutamente contrari a questa scelta perché riteniamo che far quadrare i conti riducendo il costo del lavoro sia una strategia perdente per quanto riguarda la tutela dei lavoratori ma anche per quanto riguarda la tutela degli ospiti, perché con condizioni contrattuali difficili si rischia che la continuità del servizio venga messa in discussione a causa dell'elevato turnover che si può verificare all'interno di questi servizi. La manifestazione che facciamo oggi è contro la privatizzazione di un servizio. In questi mesi ci siamo sentiti dire dalla Regione Veneto che quello che ha fatto la differenza nel periodo del Covid tra Veneto per esempio e Lombardia è avere avuto una sanità pubblica diffusa nel territorio. Noi puntiamo su una sanità pubblica, la Regione ci sta dimostrando che abbiamo avuto in questa regione solo perché il sindacato ha difeso il pubblico nel territorio. Quello che sta succedendo qui adesso è la dimostrazione di una direzione diversa che sta prendendo la regione. Dopodiché, come diceva Giulia, non si fa cassa sui dipendenti, questa regione avrebbe altri modi per trovare dei risparmi, altri modi per far entrare soldi nelle casse della regione, una per tutte, per esempio, rendere progressiva l'aliquota regionale.